Uno sport nato in Spagna 20 anni fa. I requisiti per praticarlo non ce li può spiegare che il campione mondiale di trial bike nel 1985, nonché campione italiano per la terza volta nel 1986, il veronese Alberto Limatore. Direi che come tutti gli sport ci vuole molta costanza e bisogna quindi impegnarsi a fondo. Le doti principali sono l'equilibrio, la forza, direi su tutto quanto il corpo, perché si sfruttano i muscoli dorsali, i pettorali e un po' tutti quanti i muscoli del corpo. E poi ci vuole, come già ho detto prima, tanta costanza e tanto allenamento, bisogna continuare a provare perché è uno sport dove ci vuole molto tempo per riuscire ad arrivare a certi livelli. Tu quando sei partito, a quanti anni? Io ho cominciato a 12 anni in maniera un po' così scherzosa, cercando di emulare mio padre che faceva questo sport con la moto. Dopodiché ho saputo che c'erano delle gare, ho cominciato a praticare questo sport quindi a livello un po' più intenso, fino ad arrivare al 1984 quando ho vinto il mio primo campionato italiano. Un percorso diviso in 7 zone per 10 atleti, dotati di un equilibrismo quasi circense, unito ad una straordinaria preparazione atletica. 7 giudici di gara inflessibili, appartenenti alla società sportiva MTB Tutti in Bici. Le penalità da pagare sono, allora, ogni volta che l'atleta metterà il piede a terra o la mano a terra, oppure entrambi i piedi però disassati rispetto alla bici, ad un asse immaginario della bici. Allora, un piede a terra è un punto, 2 piedi a terra oppure 2 volte lo stesso piede a terra sono 2 punti, 3 e 4 volte i piedi a terra sono 3 punti, 5 volte i piedi a terra sono 5 punti, dopodiché manubrio a terra oppure mano a terra sono 5 punti, disassamento rispetto alla bici, nonostante un piede solo a terra sono sempre 5 punti e caduta 5 punti. Una società ciclistica, MTB Tutti in Bici, che dopo l'exploit di questa manifestazione ha progetti ambiziosi per il futuro. MTB Tutti in Bici conta quanti soci? 25. È attiva da quanto? Da 2 anni da quest'anno. Quali sono i vostri progetti e quello soprattutto che avete realizzato fino ad ora? Diciamo che i nostri progetti, arrivare, non vorrei essere troppo ottimista, però arrivare a un centinaio di persone. Siamo già un bel gruppo perché l'anno scorso eravamo solo in 5. Nel giro di 2 anni siamo quadruplicati e vedo che incominciamo veramente a piacere alla gente. Manifestazioni già fatte e quelle in programma? Manifestazioni già fatte, tutte le domeniche andiamo in tutto il Triveneto. In programma vediamo se riusciamo a mettere su Rosolina Mare, che ci sono grossi problemi con la forestale. Non lo so però se si va in porto. Il 7 settembre verrà fatto il rally Città di Adria, secondo trofeo. Qual è la passione che accomuna tutti voi? Tantissima forza di volontà e veramente l'amore per lo sport. Per la città di Adria, quello svoltosi domenica scorsa nel piazzale del centro commerciale Il Porto, è stato il primo esperimento di trial bike, valevole per il campionato italiano. Un folto pubblico ha applaudito gli atleti provenienti da Loano, Torino, Verona, Parma, Reggio Emilia, che si sono destreggiati tra ostacoli naturali ed artificiali, cercando di evitare l'appoggio dei piedi a terra, in sella a biciclette del tutto speciali. Caratteristica principale direi sono parecchie, nel senso che una bicicletta come telaio assomiglia molto a una mountain bike, solamente che ha le ruote più piccole e in particolare la ruota dietro è una ruota molto più grossa come diametro, che permette quindi di stare in equilibrio sulla ruota dietro con più facilità, cosa che serve soprattutto per magari passare da un ostacolo all'altro. Poi ha una coroncina qua speciale, questa, normalmente è posizionata nella parte posteriore nelle biciclette normali, invece questa ce l'ha nella parte anteriore per poter sollevare il più possibile da terra proprio questa corona, per poterla riparare. E un'ultima cosa sono questi freni idraulici che non hanno il cavetto interno ma hanno dell'olio tipo i freni di una macchina e quindi bloccano in maniera formidabile. Alla fine il verdetto che ha premiato uno straordinario Alberto Limatore, seguito da Vittorio Bromotti, al terzo posto Luca Monateri, al quarto Fabrizio Nepote Fus, al quinto il sedicenne Walter Belli, al sesto posto Andrea Oddone, al settimo Roberto Beroggio e a seguire Usai Nicola e David Marzani. Solo il 10° posto per il veronese Simone Tezza. A noi, amanti della biciclettata domenicale, un po' di invidia verso quei muscolosi quanto variopinti atleti sulle 2 ruote, ma si sa, dalla vita non si può avere tutto.